dal comitato NONU che ha raccolto le firme insieme a Sardegna Nazione. Oggi qui il popolo contro il nucleare si sta mobilitando per rivendicare la sovranità del popolo sardo sopra la sua terra. Infatti qui stanno ponendo un simbolo di sovranità che è rappresentato dal bronzetto, il capo tribù nuragico che determina la sovranità sulla propria terra. Questa grande pietra, questo mazzo di roccia è rappresentante della nostra nazione, la nazione sarda, che deve essere libera da ogni infamità, e per infamità intendiamo le scorie nocive del nucleare e le centrali nucleari che fanno male alle nostre future generazioni. Perciò gridiamo forte tutti insieme: fuori la colonia, fuori i colonialisti, Sardegna libera e indipendente. Solo la sovranità del popolo sardo potrà dire che veramente siamo liberi. Afora, 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 Sultanu, afora, afora, afora,